Corsi d'onorare vita e di salutare la memoria di Edmond Simeoni, d'Edmond. Questi ultimi giorni abbiamo detto tutti, con le nostre parole, con le nostre sensibilità, con le nostre storie, il nostro rispetto, la nostra affezione, la nostra riconoscenza per un uomo che ha consacrato la sua vita alla Corsica e alla libertà. Per riconoscenza di cittadini di un vecchio popolo condannato a smarrisce, per la rivolta sana a nome di dignità e di un diritto di campare, per le promesse di un altro umano deciso qui dai violi di Stadara. L'omaggio popolare reso dai corsi da modo sincero e sputico, un po' che trova ribombo dentro questo emiciclo. Questo luogo sacro di democrazia corsa Edmond Simeoni l'ha bramato e rivendicato. In questo luogo sacro di democrazia corsa Edmond Simeoni ci ha lottato. A sua oggi e il suo messaggio ci hanno ribombato. In questo luogo sacro di democrazia corsa Edmond Simeoni ci ha accompagnato. Un bel giorno di dicembre, sotto il suo sguardo fraterno, sotto il suo sguardo paterno, insieme abbiamo fatto il giuramento di continuare una strada aperta tanti anni fa. In questo luogo sacro di democrazia corsa, Edmond Simeoni c'entra oramai per l'Eterno e per la storia. Dopo aver accompagnato da Chiesa San Rocco di Guastia ad Ara di Niolo, l'ultimo messaggio che ci piace a ridere Edmond è la sua determinazione più acuta e la sua veglia bene, sino all'ultimo soffio. Quella di un uomo che da vivo aveva avvicinato alla storia, ma non si era mai risolto, afferma spettatore della vita di un suo popolo. Quello un patriota, che sapeva che la libertà di un popolo si scrive in un tempo lungo della storia e che malgrado i ubidi, i guai o gli inciampi, nulla non lo può parare. Di mai capire, di mai scagliare, ne avemo un giuramento per oggi e per domani, riposa in santa pace, caro Edmond, per adolascita i nazionali riconoscenti. È da paura.